È una Favara attonita e ancora incredula per la grande tragedia che è successa la scorsa notte a Fiano Romano, con l'incidente che ha visto il pullman scontrarsi con un tir. Due suoi giovani figli, due ragazzi amanti del folklore, accomunati da una seria amicizia e anche da un lavoro che finalmente stavano facendo assieme. Alberto e Daniel se ne sono andati così. Il pianto dell'intera città, del sindaco e dei suoi compagni e colleghi del Fabaria Folk. Ascoltiamoli. Purtroppo una notizia che ha colpito l'intera città, una tragedia immane, due ragazzi solari, pieni di vita, conosciutissimi in paese perché tra l'altro fanno parte del gruppo folcloristico, quindi tra l'altro responsabili da decenni. Fanno crescere i ragazzini, sono conosciutissimi e apprezzati. Questa notizia ci ha colpito come un pugno allo stomaco. Purtroppo è un periodo bruttissimo per quanto riguarda questo tipo di tragedia a Favara, perché nel 2023 abbiamo subito diversi lutti di persone conosciutissime e anche incidenti stradali dove hanno perso la vita due ragazzini, in un altro incidente rischia lotta tra la vita e la morte, qualcosa veramente di indescrivibile. Proclameremo il lutto cittadino non appena avremo certezza della data in cui questi nostri ragazzi ritorneranno in paese. Ci stringiamo intorno alla famiglia, alle famiglie e chiederemo notizie anche dei feriti, dei migranti che sono rimasti coinvolti in quell'incidente e cercheremo di capire anche le dinamiche. Oggi ci resta solo il dolore e l'amarezza di aver perso due ragazzi stupendi. Chiaramente su di loro potremmo scrivere veramente poemi. Sono state due persone, due pietre miliari, probabilmente i due pilastri portanti. Uno da un punto di vista proprio folcloristico, l'altro era un tuttofare. Qualsiasi cosa Daniel era sempre presente, sempre pronto a dare una mano d'aiuto e si metteva d'ingegno e realmente faceva tutto, mentre Alberto era il capomastro, dava ordini, noi eseguivamo ed era sempre una meraviglia vederlo ballare, portante fiero il folklore siciliano. È stato il migliore tra noi. Una notizia, dicevamo, che nessuno voleva mai sentire. Come vi è arrivata? È stato un fulmine a ciel sereno, qualcosa di inspiegabile. Probabilmente nel cuore di tutti è stato il gelo. Personalmente l'ho vissuto come un senso di vuoto. Entrambi rivestivano per me e per tutti un ruolo veramente rilevante nella vita di ognuno. E poi un destino crudele. Amici nella vita, compagni nel folklore, compagni di lavoro e purtroppo insieme nell'ultimo viaggio. Se ne sono andati. Daniel era tornato proprio per lavorare con Alberto da pochissimi giorni, invece Alberto era praticamente agli sgoccioli, gli ultimi viaggi, e se ne sono andati insieme. Questa è stata una cosa straziante, nonostante ciò una cosa quasi un destino crudele. Hanno iniziato insieme e hanno finito insieme. Non è solo uno, sono tantissimi ricordi con Alberto e con Daniel. Siamo cresciuti insieme, è da 15 anni che ci conosciamo. Abbiamo fatto tante bellissime esperienze fuori, sui palchi, ma non solo all'interno della nostra attività, della nostra passione, ma anche fuori nella vita reale. Siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tante belle esperienze. Come e quando è arrivata la brutta notizia? È arrivata ieri mattina, io personalmente ero al lavoro e mi è arrivata la bomba ed è stato, per tutta la giornata di ieri non riuscivo a credere a quello che avevo sentito, che avevo visto sui giornali. Piano piano acquisisco la consapevolezza di quello che è successo e devo dire che fa via via più male questa cosa.
Ieri mattina è stata una bomba inaspettata la notizia e ci ha preso alla sprovvista. Diciamo che non è stato facile affrontare, ma tuttora non abbiamo ancora realizzato quello che realmente è successo. Sarà una mancanza incolmabile assolutamente.